Amici bellini, allora velocissimo, iscrivetevi al canale e cliccate anche sulla campanella, perché se non vi è uscito questo live, questa notifica di questa live improvvisata di fine primo tempo, i rumori di fine primo tempo di questa Salernitana Napoli difficilissima, vuol dire che insomma dovete iscrivervi al canale, dovete lasciare i like e dovete essere sul pezzo come il Napoli sta provando ad essere. Questo è no, perché sono è chiaro, sono al Leone Rosso, e quindi al Leone Rosso il che fare significa che io mo devo andare a fare queste serate, ci sarà un po' di macello, perché appena finisce il mio live poi andiamo live, magari da cellulare, veloce, quindi saremo pronti, godopoli. Allora è chiaro, sappiamo nella cosa che diciamo al volo, il primo tempo molto difficile, il primo tempo complicato, la Salernitana tutta dietro, non ti vengono nemmeno addosso, ti aspettano proprio, quindi è difficile. Osimhen ha fatto un gol millimetri di fuorigioco, ha fatto un gol bellissimo, quindi è possibile. Il capitano, che era protagonista di quell'assist tra l'altro bellissimo, ha messo la palla nel set, una roba fantastica. Credo che di sì, ho visto meglio Anghissà, Lobotka così e così, Zielinski così e così, ma ho visto meglio Anghissà, quindi buono, fa freddo, sì, un po' di freddo, ma si può stare. Quindi ragazzi, velocissimi, io ho fatto uno short per quanto riguarda la condanna per la Juventus, lo trovate sul canale, ovviamente ci sarà un video più approfondito, perché non è un argomento che si può liquidare in 10 secondi. Lo voglio fare bene, lo voglio fare senza pagliacci, senza queste cose qua, macchine blu, senza fare la cosa, no, dobbiamo analizzare bene, perché secondo me si sbaglia anche a godere di questa cosa qua. Secondo me dobbiamo analizzarlo bene, dobbiamo analizzarlo nel dettaglio, perché non sono convinto che sia una pena veramente afflittiva, che poi altri si vogliano lamentare che ce l'hanno tutti contro di loro. È troppo facile giuridicamente, non bisogna essere dei giurati, Luca Giurati, per capire quanto è facile fare. Era l'annullamento della condanna che non c'era stata per quella situazione là. Perché? Perché ci sono state nuove prove sulla Juventus, no sul Novara. Quindi è troppo facile, non dovrei nemmeno dirlo. Però pensiamo prima a noi, perché è importante, perché noi dobbiamo chiudere questo girone d'andata esaltante, magari con il record di tutti i tempi per il Napoli, con i 50 punti non sarebbe affatto male. Quindi noi con calma. Kvara è influenzato per setta ferma, hai ragione. Ma sono allegro Di Lorenzo, perché mi stavo preoccupando. Di Lorenzo ha sbloccato una partita tosta. Sì, è chiaro. Osi se lo marcano così, è l'unico modo per farlo. Quindi ragazzi, noi come faccio a calmarmi? Maria delle Vetre, io devo suonare, è tardi, devo correre. Il Napoli ha segnato all'ultimo secondo, ma c'è il secondo tempo. Attenzione, perché la Salernitana è tosta e qualche cosa Meretta la parata la dovete fare. Non si buttano, hai ragione, bisogna riempire l'area, è un classico, è un grande classico, quindi piano piano. Un bacio a tutti, DJ, Redan, Kim, non passa, Giacomo, pochi millimetri, nemmeno centimetri. Vi voglio bene, lasciate like finali, ci vediamo a fine partita appena finisco il live. Forza Napoli sempre, Simeone magari può entrare. Raffaele, un bacio, devo veramente scappare, però vi voglio bene, però forza Napoli sempre. Vedi? Francesco Espodi, vi bacio forte.